E io credo che questo sia l'obiettivo agognato dalla maggior parte dei prestigiatori, cioè quello di riuscire a lasciare un segno dentro chi ti guarda. Chi riesce a fare questo è un bravissimo illusionista. La telepatia, la chiaroveggenza, tutte le facoltà di percezione extrasensoriale supposte non sono mai state dimostrate da un punto di vista scientifico, non esiste una sola prova. Tutti parlano di Roll per gli esperimenti, ma lui ha salvato un sacco di vite. Se non avessi risposto, quella donna si sarebbe suicidata. E lui per tutta la notte ha fatto esperimenti con i tedeschi, e non soltanto di veggenza per dire che cosa c'era nei loro cassetti, ma anche per metterli in contatto con i loro cari. Degli effetti di Roll bisogna pensare che sono molto vicini ad un classico della prestigiazione o del mentalismo. Percepisco solo delle cose. Roll poteva fare delle cose vere, non vere, barare, non barare, però ti portava sempre a un livello alto, a livello dello spirito.